Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Un anno senza Biagio Conte, Palermo lo ricorda con un nuovo murales, un libro e un annullo speciale delle poste. Ha insegnato tra i tanti il valore dell'obbedienza, ricorda Riccardo Rossi della missione Speranza e Carità. A Naro, nel pomeriggio, la marcia silenziosa dei 200 passi dopo il femminicidio delle 2 donne romene. La sindaca Brandara, una fine atroce da condannare senza se e senza ma. Domani e lunedì i funerali. Non c'è pace a Librino, ancora un raid vandalico a scuola, il secondo nello stesso asilo in 10 giorni. Aule a soqquadro, distrutti i riscaldamenti per derubarne il rame, al freddo alunni, insegnanti e personale. Non ho mai sequestrato nessuno. Salvini si difende al processo dove è imputato per aver impedito ai migranti di sbarcare dalla Open Arms nel 2019. Nuovi dispositivi e alta tecnologia all'ospedale San Marco di Catania con la sala ibrida, il braccio robotico e la risonanza magnetica. Si guarda al futuro della medicina. Maltempo, pioggia e temperatura in picchiata, il freddo arriva anche a scuola. Solo nei prossimi giorni la colonnina di mercurio dovrebbe tornare a salire. Attesa a Catania per la Turandot di Puccini che stasera aprirà la stagione al Massimo Bellini. Protagonista Daniela Schillaci, dirigerà Eke Hard Steer, regia di Alfonso Signorini. Calcio, vigilia di campionato per il Catania, atteso domani sera dalla sfida con il Brindisi al Massimino. Lucarelli punta sull'entusiasmo degli ultimi arrivati, molti di loro saranno in campo. Bentrovati, primo anniversario della scomparsa di fratel Biagio Conte, il missionario laico che tanto ha fatto per Palermo, l'uomo per la pace che il Papa durante la sua visita in città ha voluto incontrare e con il quale ha pranzato insieme con gli ospiti della sua missione alla mensa degli ultimi. Tante le iniziative per ricordare l'anniversario di questa definita la nascita in cielo di fratel Biagio. Manlio Viola. L'uomo che riuscì a far sedere al tavolo degli ultimi a Palermo Papa Francesco, ma anche cardinali e arcivescovi. L'uomo che piegò le fredde logiche della pubblica amministrazione alle esigenze dei senza tetto, dei senza cibo. Così lo ricorda la città di Palermo nel giorno del primo anno senza fratel Biagio. La città, le istituzioni, la Chiesa oggi ricordano quell'uomo fiero e generoso che ha immolato la propria esistenza agli ultimi. Primo anniversario della nascita in cielo di fratel Biagio lo hanno chiamato. Da 3 giorni proliferano le iniziative della presentazione del libro Posso chiamarti fratello, che ne racconta la vita, fino alla realizzazione di un murales, il secondo dedicato a lui, passando per lo speciale annullo postale che oggi dalle 14.30 alle 20 è possibile presso la postazione di Poste Italiane allestita alla cittadella del Povero e della Speranza in via Decollati. Fratel Biagio manca, come ricorda Riccardo Rossi della missione Speranza e Carità. Tantissimo, però mi ha insegnato tante cose, quindi tra cui che è fondante per esempio l'ubbidienza a chi è il nostro superiore. Noi dobbiamo agire con amore e non rispondere col male. La giornata culmina nella chiesa, casa di preghiera per tutti i popoli, proprio in via Decollati, la missione di Biagio Conte, con la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, con la partecipazione degli arcivescovi e dei vescovi di tutta la Sicilia. Pomeriggio la marcia silenziosa dei 200 passi dopo il femminicidio delle 2 donne romene. Resta in carcere il connazionale 24enne fermato subito dopo il duplice delitto. La sindaca Brandara: non può esserci movente da condannare senza se e senza ma questa fine atroce. Domani e lunedì i funerali. Giusy Lazzara. Saranno 200 passi, tanto erano distanti le abitazioni di Delia e Maria, le 2 donne romene uccise a Naro il 5 gennaio con una ferocia inaudita. Fermato per il duplice delitto un 24enne connazionale che resta in carcere. E la città, poco più di 7.000 abitanti, si mobilita e questo pomeriggio la marcia silenziosa con in testa la sindaca. Non può esserci un movente per tali efferati delitti. C'è solo da condannare senza se e senza ma la violenza
in generale, questa in particolare perché è stata veramente una violenza atroce nei confronti di 2 donne. Una delle donne è stata bruciata e l'altra seviziata con lamette e ferita alle gambe. Gli inquirenti stanno lavorando alacremente e devo dire che la comunità rumena locale, la comunità presente a Naro è stata davvero molto collaborativa. I rilievi dei carabinieri del RIS hanno ricostruito la dinamica dell'orrore. Dall'esame del laboratorio mobile davanti alla casa di Maria, una delle vittime, si è scoperto che la donna prima è stata uccisa e poi trasportata sulla poltrona e data alle fiamme. Per Delia le ferite sul corpo, solo per ulteriori sofferenze prima di essere uccisa. Adesso è il momento del dolore, con i familiari che arrivano dalla Romania per assistere ai funerali delle 2 donne, con il rito cattolico e ortodosso. Scuole di frontiera a Catania. Dopo il raid alla Brancati è stata presa di mira la campanella Sturzo. Rubati ancora una volta i condizionatori. L'assessore all'istruzione Guzzardi: non possiamo più sostituirli, servono un presidio e la collaborazione della gente. Tonino De Mana. 5 incursioni vandaliche in 6 mesi, le ultime 2 in appena 10 giorni e che arrivano dopo il raid incendiario alla Vitaliano Brancati di Catania. Il 2024 si apre all'insegna della distruzione anche alla campanella Sturzo di Librino, dove ignoti hanno nuovamente preso di mira il polo dell'infanzia di Viale Castagnola. Questa volta sono entrati dal tetto, hanno utilizzato una transenna come scala per poi sfondare la porta di una delle classi che naturalmente sono state messe a soqquadro. 7 in tutto le aule visitate dai balordi e 7 le aule rimaste inevitabilmente senza riscaldamento. Si ruba per pochi euro, magari per rivendere il rame dell'impianto di climatizzazione, e così si lasciano al freddo alunni, insegnanti e personale scolastico. Trovare una soluzione insieme con la città, col sindaco, affinché questi atti non avvengano più, perché è solo ed esclusivamente un bene per chi ruba sostituire il climatizzatore diventato. Nell'immediato quale potrebbe essere la soluzione? Bisogna aumentare un presidio qui all'interno della zona e chiedere alla cittadinanza, per bene, che ce n'è veramente tanto a quel Librino, di dare una mano, un contributo e segnalare quando si vede qualche malvivente che entra in queste scuole. Assessore, perché a Librino vengono depredate le scuole? Questo me lo chiedo anche io. E prosegue la DAD alla Vitaliano Brancati, che, se non ci saranno intoppi, riaprirà lunedì mattina. Intanto è stata anche danneggiata la bacheca antistante la parrocchia Padre Pio di San Giorgio, un altro vile gesto che lascia attonita la comunità. Più tardi alle 14.30 su Telecolor sarà nostro ospite il sindaco di Catania Trantino e parleremo naturalmente di questo che abbiamo appena sentito. Per le vostre domande scrivete al WhatsApp 342 74 55005 oppure con una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo ad appuntamento con il sindaco oggi su Telecolor alle 14.30. Incubo sosta selvaggia a Catania, dal caos del Policlinico all'anarchia davanti al nuovo Garibaldi di Nesima. L'inciviltà regna sovrana anche per la carenza di vigili urbani. Tonino De Mana. Tra ZTL ancora da mettere in funzione già vandalizzata e la cronica carenza di vigili urbani, Catania fa i conti con la sosta selvaggia, un male incurabile che non si riesce a debellare. Forse manca il pugno duro, ovvero le sanzioni agli automobilisti indisciplinati. Di sicuro scarseggia il senso civico, visto che molti catanesi continuano a non rispettare le regole, in questo caso del codice stradale. Dall'anarchia in via Santa Sofia, con gravi criticità davanti al pronto soccorso del Policlinico, al nuovo Garibaldi di Nesima, il quadro è simile e al tempo stesso desolante. Quella che vedete è una colonna di auto, tutte rigorosamente in sosta vietata e tutte parcheggiate sotto i cartelli di divieto di sosta e fermata. Segnaletica pressoché inutile, con il passaggio pedonale inutilizzabile perché invaso dalle auto, mentre chi deve muoversi a piedi ha solo una soluzione: passare tra i mezzi in transito, con il rischio di essere investiti o comunque di intralciare una viabilità già di per sé caotica. Eppure ci troviamo davanti all'ingresso principale di una nota struttura ospedaliera, ma chi deve garantire i controlli non lo fa in maniera adeguata o non lo fa proprio. A microfoni spenti abbiamo sentito diversi operatori dell'ospedale che ci confermano di non aver mai visto un presidio dei vigili urbani. La conferma arriva dall'elevato numero di auto in divieto di sosta. Evidentemente da queste parti le multe sono davvero un optional.
Processo Open Arms è il giorno dell'interrogatorio di Matteo Salvini a Palermo, nell'aula bunker del carcere Ucciardone. Il leader della Lega e vice premier si difende e dice: non ho mai sequestrato nessuno. Marco Gullà. Nessun sequestro di persona, Matteo Salvini si difende e fa muro. Il leader della Lega, vice premier, è imputato nel processo Open Arms per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio e per aver impedito, quando era ministro dell'interno, lo sbarco dei migranti salvati dalla nave dell'ONG spagnola. Salvini si difende e oggi, nel corso della sua deposizione in udienza nell'aula bunker del carcere Ucciardone, ribadisce: ma che sequestro di persona, ha detto, si faceva prima la redistribuzione in Europa e poi lo sbarco era una modalità operativa adottata dai governi Conte 1 e 2, sempre garantendo la sicurezza delle vite umane e puntando al coinvolgimento delle istituzioni europee. La mia posizione era condivisa a livello politico e istituzionale. Quella sulle politiche migratorie tra il 2018 e il 2019 era un'operatività condivisa dall'intero governo, ha detto Salvini durante le dichiarazioni spontanee. Prima dell'udienza, Oscar Camps, fondatore di Open Arms, parlando con i giornalisti, invece ha detto: da questo processo mi aspetto giustizia. Oggi declara Salvini? Siamo qui davanti all'aula bunker a Palermo per il processo contro Matteo Salvini, che oggi farà delle dichiarazioni. Tutto l'ex governo ha dichiarato e constatato che fu una sua decisione personale di infliggere questo castigo a 160 persone, privandole di assistenza necessaria e tenendole in mare. Aspettiamo di sentire la sua versione. Già sappiamo che il governo non sostenne la sua decisione e che fu una sua decisione personale. 60 persone durante 20 giorni, no? Salvini nel corso dell'udienza ha anche detto: non ho mai vietato lo sbarco di un minore. In 631 sbarchi durante il mio mandato di ministro dell'interno la competenza sullo stato di salute era di altri e in quel caso abbiamo concesso lo sbarco dei minori una volta nominati tutori. Aumentano gli stanziamenti della Regione siciliana per il contrasto alla violenza di genere. Oltre alla nuova legge per l'assunzione diretta delle vittime e degli orfani, nella finanziaria c'è €1 milione in più per le case rifugio per le donne maltrattate. Manlio Viola. Non solo una legge per l'assunzione diretta degli orfani di femminicidio e delle donne segnate da menomazioni permanenti a seguito di un'aggressione di questa natura. La Regione siciliana mette in campo €1 milione in più nella lotta alla violenza di genere. In attesa che la norma sulle assunzioni diventi legge e poi passi il vaglio di legittimità costituzionale, dove potrebbe arenarsi, la Sicilia mette in campo altre risorse, queste certamente coerenti con l'obiettivo. Ma anche se aumentate, le risorse restano comunque poca cosa. Poco meno i €2,5 milioni in tutto. Tra queste quasi €1 milione in più destinato ai centri antiviolenza e alle case rifugio. Il budget iniziale previsto dal governo nel testo esitato dalla Giunta nel novembre scorso era invariato rispetto al 2023, poco meno di €1,5 milioni ai comuni che a loro volta si occupano poi di trasferirli ai centri antiviolenza e alle case in cui le donne vittime di violenza di genere possono abitare insieme ai figli per sfuggire a quelle violenze. In aula questo budget è stato aumentato di €1 milione. Resta invariata invece la disponibilità economica per il cosiddetto reddito di libertà, un sussidio riconosciuto alle vittime per un anno per dar loro il tempo di rimettersi in piedi dopo una violenza o dopo aver abbandonato un marito o un compagno violento. Il reddito di libertà introdotto durante il Covid viene garantito dallo Stato anche nel 2024 e la Regione integra le risorse in alcuni casi. Qualcosa si muove nella lotta alla violenza di genere, ma forse non sempre nella direzione giusta. Catania, nuovi dispositivi e alta tecnologia all'ospedale San Marco con la nuova sala ibrida, il braccio robotico e la risonanza magnetica. Si guarda al futuro della medicina. Eva Spampinato. Quella che vedete è la nuova sala ibrida, tra le pochissime in Italia all'interno di un blocco operatorio, ed è pronta ad accogliere i pazienti dell'ospedale San Marco di Catania. Grande 80 metri quadri, attrezzata con dispositivi di ultima generazione, dal braccio robotico all'angiografo biplano al tomografo TC portatile, consentirà maggiore precisione e minori tempi di intervento. Questa tipologia di sala è la tipologia probabilmente di sala del futuro. Studiata per affrontare
in un'unica sede interventi rischiosi, è organizzata secondo un modello innovativo polifunzionale che unisce attività endovascolari a quelle chirurgiche. La percezione delle immagini stesse determina una maggiore sicurezza nella procedura, una maggiore definizione e quindi un minor rischio per il paziente. Quello che vedete è un braccio robotico che viene collegato a un sistema di neuronavigazione guidato da sistemi ottici. Il vantaggio è quello di ridurre, di rendere questo tipo di chirurgia quasi infallibile. Aumenta in modo esponenziale la sicurezza per il paziente, ma cosa ancora più importante, aumenta la sicurezza sia per il paziente sia per l'equipe operatoria, perché di fatto si aboliscono le radiazioni. Ma la sala ibrida non è l'unica novità ad alta tecnologia arrivata qui al San Marco. La risonanza magnetica 3 Tesla è una delle apparecchiature più performanti che esistono in Italia ed è 1,5 volte superiore alla risonanza che tutti conoscono. Capacità di indagine sulle cose spaziale e temporale che migliora la qualità dell'immagine, la risposta in termini clinico-diagnostici. Da giorni in Sicilia è arrivato il generale inverno, con pioggia e vento che stanno colpendo l'isola, la temperatura è impicchiata, il freddo entra anche a scuola. Nei prossimi giorni comunque la colonnina di mercurio dovrebbe tornare a salire. Francesco Aloi. Da una settimana nella morsa del maltempo, il nuovo anno in Sicilia è iniziato così. Il generale inverno è arrivato nell'isola dove fino a Santo Stefano c'era chi andava al mare. Non pochi i danni causati dal forte vento, dalla tromba d'aria dell'Epifania a Siracusa agli alberi caduti in diverse zone della regione. La pioggia ad intermittenza ha causato allagamenti, soprattutto nel Catanese e nel Messinese. Giorni di duro lavoro, quindi, per i vigili del fuoco impegnati su più fronti. A confermare l'arrivo dell'inverno è anche il termometro. Nel giro di pochi giorni le temperature sono scese in picchiata. Sui rilievi è arrivata la neve, qui siamo sull'Etna, e nelle aule il gelo. Sì, proprio così. A Palermo soltanto una scuola su 3 ha un impianto di riscaldamento adeguato. Così, come ogni anno, tornano le proteste degli studenti. Secondo gli esperti bisognerà coprirsi ancora per un po'. Già da questo fine settimana dovrebbe tornare il sole e nei prossimi giorni le temperature potrebbero superare i 20 gradi. Ci sarà pure il maltempo, ma tra le mete turistiche da non perdere nel 2024, secondo uno dei portali più famosi del mondo, c'è anche Messina. Francesco Triolo. Messina è una delle 10 mete turistiche da non perdere nel 2024, a dirlo è il portale Visit Italy, primo canale di promozione turistica indipendente dell'Italia nel mondo, unica località siciliana inserita in questa speciale graduatoria che sta facendo il giro del web. Col Messina anche la calabrese Tropea e località come Courmayeur, Maranello, Mantova, Bari o l'isola di Sant'Antioco. Per Messina, definita porta della Sicilia, spiegano come negli ultimi anni abbia seguito un percorso di promozione del territorio particolarmente efficace attraverso lo sviluppo di meeting dedicati per presentarsi agli operatori internazionali del settore, ma anche implementando la propria presenza online con un portale che racconta gli itinerari e le esperienze che i visitatori possono vivere in città. Questo è un grande motivo, credo, di orgoglio, che paga un lavoro che parte da non molto lontano, dal 2019 di fatto, rispetto al fatto che la nostra città merita, e questo lo stiamo vedendo giorno per giorno, di salire agli onori della cronaca per un comparto che è quello del turismo, che mai in tanti anni era stato valutato come è stato valutato in questi ultimi anni. E quindi i luoghi, dalla cattedrale all'orologio astronomico, il belvedere di Cristo Re, i dintorni tra chiese, palazzi e spiagge, ma adesso tocca ai messinesi. Noi stiamo impegnandoci in tutti i modi per renderla pulita sicuramente, rispettosa delle regole, la stiamo tra virgolette rendendo perché già era pronta a essere città turistica. A tutti i miei concittadini chiedo quello che chiedo da 1 anno e mezzo, cioè il rispetto della cosa pubblica. Se tutti noi riusciamo davvero a fare quel piccolo diciamo così, il lavoro che ci compete, mantenendo la nostra città pulita, senza doppie file, senza creare quei piccoli disservizi giornalieri, probabilmente sarebbe una città ancora migliore di come già lo è. Grande attesa per Turandot, che stasera inaugura la stagione di opere e balletti al Teatro Massimo Bellini di Catania. Protagonista il soprano Daniela Schillaci, sul podio il maestro Eckhard Stier, la regia di Alfonso Signorini. Giusy Lazzara.
Edizione di Turandot davvero speciale, quella di stasera per l'inaugurazione della nuova stagione di opere e balletti del Teatro Massimo Bellini di Catania. Un autentico evento che celebra il primo centenario della morte di Giacomo Puccini, proponendone il capolavoro postumo allestito in una produzione che schiera un cast d'eccellenza e prevede il finale alternativo di Luciano Berio, prima d'ora mai eseguito nel Tempio della Musica di Catania. Protagonista il soprano Daniela Schillaci. Sul podio ritorna il maestro tedesco Eckhard Stier, la regia è firmata da Alfonso Signorini. La vicenda, ambientata a Pechino al tempo delle favole, era una sfida per dare voce al coraggio ma anche all'ossessione del principe Calaf, esiliato e incognito, acceso dall'amore per la principessa Turandot. Calaf ha vinto e tuttavia rilancia di fronte alla riluttanza della donna, dichiarandosi di nuovamente pronto a morire se lei saprà scrupirne il nome. Al posto del principe ignoto si sacrifica però la schiava Liu, che si è presa cura del re Timur, il padre di Calaf, ed è per amore di quest'ultimo che la schiava si toglie la vita pur di non rivelarne l'identità. Da stasera al Teatro Massimo Bellini di Catania. Facciamo una breve pausa, tra poco il calcio alla vigilia del campionato, si fermano le operazioni di mercato. Il Catania contro il Brindisi punta sull'entusiasmo dei nuovi arrivati. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Catania domani in campo contro il Brindisi, ma tiene banco ancora il calciomercato. Oggi ufficializzate 2 cessioni. A Palermo ipotesi di scambio Soleri-Verde con lo Spezia. Francesco Triolo. Nello spogliatoio del Catania è tempo di saluti. Dopo Deli andato alla Casertana, altri 2 hanno lasciato la maglia rossaazzurra nella mattinata di oggi. Filippo Lorenzini è un nuovo giocatore del Novara di Pietro Lo Monaco. Col Catania ha conquistato la promozione in Serie C e sommato complessivamente 47 presenze. Per lui cessione a titolo definitivo. Va in prestito al Fiorenzuolo invece il difensore Mattia Maffei. In entrata per il momento è tutto fermo in attesa di altre uscite, ma la sensazione è che la rivoluzione non sia finita e sono pronti ad arrivare Tello, Gucer e Frigerio. Intanto però Lucarelli potrà contare sui 7 nuovi arrivati sinora e sulle loro motivazioni. Portano entusiasmo sicuramente e poi perché sono giocatori sul quale puntiamo per poter costruire un qualcosa che, come vi ho detto, dovrà arrivare entro X tempo. Per quello che offre il mercato di gennaio sicuramente sono i migliori profili che siamo riusciti a far muovere. Lucarelli ha anche chiarito come ancora non sono tutti pronti per essere gettati subito nella mischia. Sul fronte mercato tutto fermo anche a Messina dopo gli arrivi di Rosafio, Zona e Piana. Adesso l'obiettivo è di inserirli nello scacchiere di Giacomo Modica. A Palermo invece c'è un'idea per l'attacco nata dopo un incontro tra il direttore sportivo Rinaudo e il dirigente dello Spezia Edoardo Macia. L'ipotesi è quella di uno scambio con Verde in rosanere e Soleri ai Liguri. Sul giocatore ci sarebbe anche il Cagliari, intenzionato a sciogliere le riserve solo nell'ultima settimana, e su Soleri ci sono anche altri club, tra cui Pisa, Brescia e Modena. Ci fermiamo qui, appuntamento alle 20 come di consueto, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.